Se rido, se piango, ci sarà un motivo. Se penso, se canto, mi sento più vivo. Se vinco, se perdo, rientra nel gioco. Ma in fondo mi basta che mi pensi un poco. Se guardo, se sento, è perché ci credo. Se parlo e ascolto, è perché ci vedo. Adesso se pensi che sono appagato, hai fatto un errore, non ho ancora finito. Se grido più forte per farmi sentire, e poi mi conosci, non amo mentire. Se cerco ancora la strada più breve, lavoro di notte, ne ho date di prove. Cammino, cammino, quando il sole è vicino, e stringo i denti, sai, quando tu non mi senti, e cerco di stare un po' più tranquillo. Se intorno la vita mi vuole che oscillo, e cammino, cammino, vado incontro al domani, mi sento più forte. Se ti tengo le mani e cerco, io mi invento, stravolgo la vita perché tu non dica stavolta è finita. Se penso, se dico, c'è sempre un motivo. Se a volte mi estraneo, è perché non approvo e cerco parole che diano più senso. Aspetto un momento, adesso ci penso. Ecco, ci sono, c'è sempre un motivo. A volte nascosto, a volte intuitivo. Dipende dal caso, oppure già scritto. E ora ad esempio non so se ti aspetto, e cammino, cammino, quando il sole è vicino, e stringo i denti, quando tu non mi senti, e cerco di stare un po' più tranquillo. Se intorno la vita mi vuole che oscillo, e cammino, cammino, vado incontro al domani, mi sento più forte. Se ti tengo le mani e cerco, io mi invento, stravolgo la vita perché tu non dica stavolta è finita. Se penso e mi sento un po' più nervoso, è solo un momento che sa di noioso. Poi passa, poi torna, non so come dire, c'è sempre un motivo per tornare a capire. Wow.
Ben ritrovati, ciao a tutti, buonasera. Vorrei darvi alcune comunicazioni di servizio. Nel foyer sono disponibili i biglietti per le serate finali di Musicultura, l'Arena Sferisterio, e anche per il concerto dei finalisti che si terrà il 21 aprile al Teatro Persiani di Recanati. E per tutto il periodo delle audizioni è previsto uno sconto del 10%. Sono disponibili anche i biglietti per la data del concerto che Graham Nash terrà a Recanati il 1° di luglio. E riguardo poi al voto, volevo ricordare le 2 premiazioni della serata, a fine serata, il premio Antonello Ieffi e il premio Val di Chienti che il pubblico assegnerà, e pregherei però di non di aspettare a seguire le indicazioni che avete trovato presso le vostre poltroncine e di testare la rete di Musicultura solo al momento del voto, quando saremo noi a dirvelo, perché altrimenti c'è il rischio che al momento del voto si impalli il sistema. Cioè non si impalli il sistema, non sarete in grado, poi rischiate di non poter votare. Quindi per il momento vi preghiamo di non collegarvi alla rete wifi Musicultura, di farlo solo successivamente. Siamo pronti per ascoltare le 5 proposte di questa sera. Saluto e ringrazio di essere con me Marcello Lamattina, docente presso l'Università di Macerata, Stefano Bonagura, critico e giornalista musicale, Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura, Marco Maestri, compositore, Roberto Giambò, docente presso l'Università di Camerino. Io sono Ezio Nannipieri e saluto e ringrazio anche gli studenti dei 2 atenei che ci affiancano in questo lavoro d'ascolto. Grazie anche a voi che continuate ad essere con noi in questo bellissimo teatro, e cominciamo con la prima proposta di stasera, Michele Meloncelli. Buonasera. Ci presentiamo, io sono Michele Meloncelli, come avete sentito, alle percussioni Andrea Posocco, alla batteria Matteo Ballarin, alla chitarra. Cominciamo bene. Centro, tra il terzo lampione e la fermata della stazione. Tetto con vista, pareti in cartone, resta il problema quando piove. Un bidone da frugare, un po' di legna da bruciare, ed ecco che arriva la notte. Sacco a pelo, marciapiede, sotto zero, mani nere, fumo e bottiglie vuote. Come se non ci fosse un domani invisibile. Quando mi guardi con quegli occhi, come guardi gli animali, come se bastasse la tua preghiera invisibile dentro un cappotto che nasconde la mia anima leggera. Credi non senta che mi chiami Barbone, ma nemmeno io ricordo il mio nome. Vivo in un mondo
che ti sembra lontano, ma è appena sotto al tuo divano. Un bidone da frugare, un po' di legna da bruciare, ed ecco che arriva la notte. Cristo santo, mala sorte, pioggia, fango, scarpe rotte, barba e cose nascoste. Come se non ci fosse un domani invisibile. Quando mi guardi con quegli occhi, come guardi gli animali, come se bastasse la tua preghiera invisibile, dentro un cappotto che nasconde la mia anima leggera. Occhi che piangono guardando il cielo, occhi incredibilmente vivi, sgranati dalla paura, occhi enormi e occhi che sono una fessura, mani che ridono, che pregano, che fumano, mani giunte che si disperano, si disperano, si disperano e si disperano, come se non ci fosse un domani invisibile. Quando mi guardi con quegli occhi, come guardi gli animali, come se bastasse la tua preghiera invisibile, dentro un cappotto che nasconde la mia anima leggera. Invisibile, 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 invisibile. Grazie. Passa tante pirandello, il ritornello è sempre quello, dei poeti come noi non ne nasceranno mai. Poi Roma e la sua storia, una poltrona e tanta gloria, gladiatori sulle strade, in fila per andare al mare, lotta per questo stivale, tutti lo vogliono griffare, Gucci, Prada e la Marzotto, poi i cinesi l'han prodotto e la mafia e il Vaticano lo cantiamo piano piano. Ce li abbiamo solo noi, ce li abbiamo solo noi, mica crauti e patate, stelle e strisce stropicciate, mica regine da mantenere. Vieni a vedere il bel paese, mica samba e Maradona, mica solo erba buona. Vieni a vedere cosa ti offre il bel paese. Che sia il mondiale o il campionato, tutti avrebbero allenato meglio dell'allenatore. Questa squadra non ha cuore, i più grandi amatori dentro al letto e pure fuori, ma 40 anni dalla mamma che ci canta la ninna nanna, spaghetti a pranzo e pizza a cena, poi caffè chi ce lo leva, vuoi fermarti qui a mangiare, noi sappiamo cucinare, e la mafia e il Vaticano lo cantiamo piano piano.
ce li abbiamo solo noi, ce li abbiamo solo noi. Mica cauti e patate, stelle, strisce stropicciate, mica regine da mantenere. Vieni a vedere il bel paese, mica samba e Maradona, mica solo erba buona. Vieni a vedere cosa ti offre il bel paese. Niente petrolio in giacimento, niente oro casomai cemento, niente colpevoli da condannare. Se son pentiti li faremo acclamare. I diversi non si devono sposare, non ci devi nemmeno pensare. Vieni a vedere cosa ti offre il bel paese. Noi siamo il bel paese. Giuro, ho urlato forte, ma nessuno mi ascoltava. Lei stava tanto male, ha detto che ormai se ne andava. Ma dove vuoi andare? Non vedi quanto è freddo? Se non ti vuoi ammalare, aspetta che passi l'inverno. Lei mi ha detto chiaro e tondo che non ne poteva più di uomini insicuri sotto effetto di autotunes, di gente che non sa cantare, non sa scrivere, non sa suonare, non ha metrica né melodia. È meglio se vado via. Cosa importa se la musica è morta, se la radio si è spenta e la chitarra si scorda? Cosa importa se era meglio una volta? Qui nessuno che senta che la musica è morta. Mentre lei si cambiava, la spiavo dalla serratura. Dai, ti prego, non te ne puoi andare, mi facevo un po' paura. Dai, lo sai che voglio cambiare, posso mettermi anche a studiare, posso aggiungere 2 note, intonare un po' la voce. Lei mi ha detto che non si trattava di cambiare un paio di cose, è questione di talento, è così che mi rispose. E gli ho capito che non ce n'era, che la musica è troppo vera. Questo è il prezzo da pagare, più nessuno che sa ascoltare. Cosa importa se la musica è morta, se la radio si è spenta e la chitarra si scorda? Cosa importa se era meglio una volta? Qui nessuno che senta che la musica è morta. Non è colpa mia, non chiamate la polizia. Mi sono lasciato andare, non volevo farle del male. Non è colpa mia, non chiamate la polizia. Mi sono lasciato andare, non volevo farle del male. Ciao Michele. Ti faccio una domanda che mi è capitato a volte di fare ad altri concorrenti che come te scrivono anche molto per altri, oltre che comporre per se stessi. Ovviamente le risposte sono sempre diverse
e rivelatrici di quella che è la visione artistica di ognuno di voi. Nel tuo caso, cosa differenzia proprio il processo creativo tra quando scrivi per te stesso oppure quando scrivi un pezzo così, tra virgolette, su commissione o insomma pensandolo già che verrà interpretato da un'altra voce? Sì, grazie della domanda. Credo che sono due modi diversi a cui ci si approccia nella scrittura. Allora, brani come questi, ad esempio, sono nati spontanei e magari, tipo l'ultimo, possono esserci volute anche meno di un'ora per scrivere un intero brano. Brani invece magari scritti su commissione ci vuole molto più tempo e perché vanno cuciti sull'artista, sull'interprete, e quindi bisogna fare una valutazione e anche comunque mi piace pensare che è sempre un lavoro che non viene fatto solamente dall'autore, però è uno scambio anche con l'interprete, che anche magari se non nasce come autore, però per poi interpretare bene un brano ha bisogno comunque di metterci del suo in qualcosa, che sia parte della melodia oppure parte del testo. E a livello di, diciamo, struggimento e anche poi soddisfazione, come cambiano le cose? Allora, a me piace tantissimo scrivere per altri, forse più che scrivere per me. Però diciamo che c'è una libertà diversa, perché quando scrivo per me mi sento libero di dire tutto quello che voglio, e invece quando si scrive per un altro artista probabilmente certe parole magari possono non essere adeguate e quindi magari c'è anche una censura da parte mia della terminologia. Quindi è ovvio che la soddisfazione di scrivere un brano libero è grande. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, senti, questo mercato d'autore, questo mercato per gli autori che scrivono appunto brani per altri, è faticoso, tortuoso, difficoltoso, né più né meno come il mercato che esiste per realizzarsi come cantautore o come artista, interprete e anche autore, oppure è forse più facile entrare nei meandri di questo aspetto compositivo? Allora, credo sia più facile probabilmente proporsi come autori, perché come artisti... E ti è mai capitato questo? Allora, ho avuto, diciamo che la fortuna di scrivere un paio di brani che magari sono stati in qualche album, sì. E credo comunque sia molto difficile anche entrare nel circuito degli autori, però mentre da una parte va preso il pacchetto per intero, dall'altra magari uno può anche scrivere un brano bello e possono anche magari decidere un artista di scegliere un brano indipendentemente magari dal progetto o da chi ci sta dietro. E poi volevo chiederti, hai messo più cura, più ispirazione, più creatività nell'aspetto compositivo della tua arte o hai curato di più l'aspetto interpretativo, oppure hai curato ugualmente l'aspetto dell'intonazione e di questi particolari che fanno poi, che rendono il brano più accessibile, insomma? La prima, sicuramente la prima, che è quella che mi viene più spontanea. La seconda non è brutto stare su un palco e insomma cercare di dare meglio di se stessi, però è un mezzo per veicolare il messaggio. Se sinceramente il messaggio l'avesse portato anche un altro al posto mio, io sarei comunque stato contento, e quindi probabilmente come indole sono più predisposto a dedicarmi alla parte che viene prima che a quella che viene dopo. Sì. Sono qui? Sì, Ciao. ciao, però con la luce non ti vedo, scusami. Bene.
spero che mi senta. Io ti ringrazio anzitutto e sono estremamente interessato ai tuoi testi, al modo in cui hai cercato di scandirli. Mi piace questo tuo tono giambico, diciamo, questo tuo modo di cadenzare, soprattutto nella canzone Invisibile. E allora volevo chiederti la ritmica che è presente nelle tue canzoni in maniera molto evidente. Non pensi forse che si gioverebbe maggiormente di un arrangiamento o del concorso di strumenti che potessero assecondare questa tua tendenza vocale, che potessero mettere più in evidenza questi nuclei che sono non solo di significato, ma anche nuclei prosodici importanti, come quando tu dici Cristo Santo, mala sorte, pioggia fango. Cioè è un modo molto interessante di comporre le parole aggettandole. Hai pensato quindi a una versione, tra virgolette, ricca? Sì, allora della canzone Invisibile c'è una versione con più strumenti. E qui abbiamo portato una versione più unplugged o più semplificata e anche della seconda canzone assolutamente Bel Paese, diciamo che così rende quello che rende, insomma, secondo il mio punto di vista. Mentre l'ultimo brano, La musica è morta, secondo me mi piace che sia un po' più nuda e cruda. Grazie. Grazie Michele. Grazie a voi, buona serata. Proseguiamo con la Chance su Marte. Concia, sei molto elegante stasera. Ma no, veramente, ti giuro. Buonasera a tutti, noi siamo la Chance su Marte, veniamo da Ancona e iniziamo con il nostro primo brano dal titolo Oceano. Me ne vado mentre perdo le parole di un sorriso, troppo fragili nel tempo. Ora bevo da un bicchiere, troppo vuoto e troppo freddo, non posso più aspettare qua. Quando finisce il colore, dipingi senza tremare, le note prive di rumore, le note prive di rumore. Congolato a luna mezzanotte, e non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Rubo spazi vuoti anche se a volte non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Quante volte ti ho sentito dire non andare via, col tempo ci passerà. Quante cose non ti ho detto per paura di sbagliare il finale dei tuoi film. Quando finisce il colore, dipingi senza tremare, le note prive di rumore. Contro la tua luna mezzanotte, e non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Rubo spazi vuoti anche se a volte non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Contro la tua luna mezzanotte, e non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Rubo spazi vuoti anche se a volte non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Siamo gocce di silenzio in un mare di parole,
Siamo così vicini da toccare il fondo. Siamo gocce di veleno in un cielo troppo pieno. Siamo così vicini da sentirci dentro. Compro la tua luna mezzanotte, ma non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Rubo spazi vuoti anche se a volte non ha senso, faccio un tuffo nell'oceano. Quando finisce il colore dipingi senza tremare le note prive di rumore, le note prive di rumore. Quando finisce il colore dipingi senza tremare le note prive di rumore, le note prive di rumore. Grazie. Piccoli cambi di formazione. Il nostro prossimo brano si intitola La Chance su Marte, e è proprio il brano che ci ha dato il nome, il nostro primo singolo, e fa così. Approfondisco un concetto, godo solo a metà. Riesco ad essere come l'ombra di un'occasione che non passerà mai. Devo alzarmi per forza, sento forte l'odore della mia povertà. Ho la fortuna di non essere in grado di crearmi una chance. E non mi importa più nulla di stare in mezzo alla gente. Noleggio un treno e vado contro un muro di stelle. Sembra pure coerente nuotare sulle montagne. Voglio comprarmi il più grande albergo su Marte. Ora capisco davvero perché sono perfetto appena fuori di qua. Quante volte mi han detto di restare qui fermo ad aspettare la chance. E non mi importa più nulla di stare in mezzo alla gente. Noleggio un treno e vado contro un muro di stelle. Sembra pure coerente nuotare sulle montagne. Voglio comprarmi il più grande albergo su Marte. E non mi importa più nulla di stare in mezzo alla gente. Noleggio un treno e vado contro un muro di stelle. Sembra pure coerente nuotare sulle montagne. Voglio comprarmi il più grande albergo su Marte. La chance su Marte, la chance su Marte, la chance su Marte, la chance su Marte. Mi vedrai qua su in disparte, su Marte, insieme a qualche pretesto per non ritornare. Su Marte. E non mi importa più nulla di stare in mezzo alla gente. Noleggio un treno e vado contro un muro di stelle. Sembra pure coerente nuotare sulle montagne. Voglio comprarmi il più grande albergo su Marte. E non mi importa più nulla di stare in mezzo alla gente. Noleggio un treno e vado contro un muro di stelle. Sembra pure coerente nuotare sulle montagne. Voglio comprarmi il più grande albergo su Marte. La chance su Marte, la chance su Marte, la chance su Marte, la chance su Marte, la chance su Marte.
Grazie. Il prossimo brano si intitola Come ci viene, sarà tra l'altro la title track del nostro album che uscirà ad aprile. Colgo un secondo di tempo per presentare gli altri musicisti: Francesco Cohen alla chitarra elettrica, Alessandro Bisogni basso e chitarra elettrica, Alice Guazzarotti alle tastiere e ai cori, Gianmarco Scortecchini alla batteria, Federico Olivieri alla voce e al basso, grazie. Stupidi momenti dovrò ancora sopportare, steso sopra l'incoerenza, abbandonato nelle strade, solamente un abbraccio nella polvere. Quante storie senza un fuoco dovrò ancora riascoltare, la piacevole visione di uno scoppio nucleare, come quando non importa, resta con me. Correre per non sentirsi chiusi in un'idea, respirare sabbia fino al limite, scrivere sull'acqua frasi inutili come ci viene. Cosa resta di un addio più fottuto di un animale? Cosa cambia se non esplode una strage dentro al cuore? Cosa ami? Cosa pensi? Cosa scegli? Correre per non sentirsi chiusi in un'idea, respirare sabbia fino al limite, scrivere sull'acqua frasi inutili come ci viene. Perderemo i sogni sotto a un fragile rumore, nasceranno fiori contro fulmini, cambieremo il mondo senza urlare come ci viene. Cosa ami? Cosa pensi? Cosa scegli? 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 Correre per non sentirsi chiusi in un'idea, respirare sabbia fino al limite, scrivere sull'acqua frasi inutili come ci viene. Perderemo i sogni sotto a un fragile rumore, nasceranno fiori contro fulmini, cambieremo il mondo senza urlare come ci viene. Cosa ami? Cosa pensi? Cosa scegli? Cosa ami? Cosa pensi? Cosa scegli? Grazie. Ciao. Ciao, buonasera.
Buonasera. Senti, ci raccontate com'è il percorso di un gruppo di giovanissimi musicisti come voi che decidono di mettersi insieme, fare una cover band dei Beatles e poi a un certo punto maturare una propria proposta, un proprio sound come quello che ci avete proposto stasera? Allora, il nostro percorso è nato innanzitutto da una cosa in comune che era più un luogo che altro, ovvero proprio la scuola. Andavamo allo stesso liceo e quindi andando e frequentandoci già come gruppo di amici e sapendo già l'un l'altro che suonavamo, abbiamo deciso di intraprendere la strada della band, iniziando, come è un po' obbligato, diciamo, fare dalle cover. A questo punto abbiamo cercato un gruppo che comunque potesse mettere d'accordo un po' tutti gli animi, chi tra rock, chi un po' più hard, chi più pop. Abbiamo proprio scelto i Beatles, che abbiamo suonato per tanti anni come cover, non come tribute, proprio perché in realtà cercavamo di proporre anche lì degli arrangiamenti un po' più personali. Nel frattempo, dopo aver raggiunto, diciamo, un buon livello a livello di cover band, quindi suonando sempre comunque le canzoni dei Beatles, dei Fab Four, abbiamo iniziato ad avere il desiderio di proporre qualcosa di esclusivamente nostro, quindi di un sound più personale e più vero, no? più realistico nelle nostre corde. Così abbiamo iniziato a produrre pezzi nostri in casa, quindi in sala prove, mettendo su chi il testo, chi gli accordi, soprattutto in inglese. All'inizio scrivevamo esclusivamente in inglese. Nel 2016, quindi ormai siamo 2 anni fa, durante un'estate abbiamo avuto l'occasione di collaborare con un'etichetta discografica con la quale collaboriamo tuttora, l'Alca Record di Ferrara, la quale ci propose per prima, ancora prima di incontrarci, di iniziare a scrivere in italiano, quindi già quello fu un bello stacco, perché comunque è parecchio diverso scrivere sia a livello di metrica che anche a livello di messaggio, di come rendere il messaggio dall'inglese all'italiano. E così, collaborando con i produttori e anche tra di noi, abbiamo iniziato a fare i nostri inediti in italiano, che sono stasera un po' sintetizzati, perché abbiamo Oceano, che è tra virgolette il primo che abbiamo suonato della seconda generazione, cioè di estate 2017, mentre le prime due, cioè le ultime due, La Chance e Come ci viene, che sono invece della prima estate, quindi della prima volta in uno studio di registrazione, lavorando pezzo pezzo, quindi una bellissima esperienza e comunque già un traguardo per una piccola band, per cui comunque già suonare in un locale che conoscevano i nostri amici era già comunque un bel traguardo, quindi siamo molto contenti. Il processo creativo è comune o magari c'è uno di voi, magari tu o qualcun altro che presenta poi i pezzi agli altri? Allora, devo dire che non c'è una persona sola, quindi su questo io sinceramente sono felice che sia così, perché collaboriamo molto e quindi tutto viene messo in discussione in sala prove o comunque in incontri che facciamo tra di noi, quindi è un po' tutto di tutti, quindi questo a me fa molto piacere personalmente. Bene, grazie. Grazie a voi. Ciao, volevo... Sono qui al centro. Farvi i complimenti per la fantasia che mettete in quel che fate a livello di arrangiamento, a livello di figurazioni ritmiche. C'è qualcosa, pulsa qualcosa di poco italiano, nel senso buono del termine in questo caso, e di più internazionale, che state cercando di venirne a capo. La sensazione è che nel live, rispetto a perlomeno quello che abbiamo sentito stasera, rispetto a quello che fate in studio, la capacità di legare insieme le tante variabili che mettete all'interno del brano può essere perfezionata. Allora volevo chiedervi, intanto la vostra esperienza live deriva dalla tribute band, per cui avete suonato molto dal vivo, ma con i vostri pezzi avete molta esperienza di live oppure no? E un'altra cosa, così mi risponde tutte e due, sì. Ho avuto come l'impressione che tu fossi fuori tonalità, cioè una tonalità troppo bassa per la tua voce, soprattutto siccome l'inizio di un brano è molto importante, perché sono quei 30 secondi in cui uno decide se vuole proseguire l'ascolto o no, e cominciare con una tonalità non perfettamente centrata è un po' un rischio.
Allora, rispondo alla prima. Sì, come ha già detto lei, abbiamo molta più esperienza come tribute, proprio perché i brani inediti, proveniendo da un percorso discografico, se ancora non sono stati pubblicati, abbiamo aspettato a suonarli live. L'unica che fino adesso abbiamo suonato live è stata La Chance, e forse è il problema quella su cui lei ha ritrovato il problema vocale. Io personalmente l'ho registrata così, e come avete sentito, quindi non era voluto, se è stato questo il sentimento, però spero che comunque il messaggio del testo e la canzone sia comunque arrivata. No, quello vi abbiamo chiamato, infatti, no? Grazie. È il fatto appunto che in studio si lavora in un modo, ci si può rendere conto col missaggio, ci sono tanti modi per intervenire. Nel live l'effetto deve esserci, altrimenti si rischia di Certo, perdere. sicuramente deve essere coerente con quello che viene prodotto in studio. Comunque complimenti, davvero. Grazie mille, grazie Ciao, ancora grazie. dell'occasione. Buona serata a tutti. E adesso è la volta di Giulia May. Buonasera a tutti. Sono contenta che Musicultura abbia scelto queste canzoni, perché inconsapevolmente ha scelto delle canzoni che fanno parte di quello che io chiamo il ciclo del riscatto, intendendo per riscatto la presa o ripresa di posizione della coscienza su se stessi, su ciò che siamo, sulla nostra bellezza. E io credo che questo riscatto segua proprio un percorso quasi dialettico, dicotomico. Parte da noi, poi esce, si mette a confronto con il mondo esterno e poi ritorna a noi, riconfermato. E quindi stasera attraverso queste 3 canzoni voglio fare questo percorso dicotomico. La prima canzone rappresenta proprio il primo passo di questa dicotomia. Parla di come appunto questa coscienza, questa grande consapevolezza del nostro valore non può che nascere da noi stessi, e parla di come se non siamo noi a volerci salvare per primi, nessuno potrà mai farlo per noi. Questa è Kundera, o Kundera, io lo chiamo Kundera. Ho imparato che la vita è pesante ma leggera, che l'estate non necessita di alcuna primavera, che la gente ti vuol bene quando stai su un piedistallo, ma l'affetto, quello vero, è difficile trovarlo. Ho imparato che mostrarsi trasparenti non conviene, che una maschera ogni tanto può salvarti dalle iene, che non serve dare tutto a chi non vuole quasi niente, e il tuo cuore è troppo grande, non lo vede, non lo sente. Perdono, da oggi io non sono più chi sono. Amore, mi vedi, e tu mi spingi, ma rimango sempre in piedi, come quella frase che oggi mi consola: se non ti salvano, tu salvati da sola. Ho imparato a stare calma, ho imparato ad imparare che se voglio qualche cosa devo solo cominciare, che non ci si può nascondere dai propri fallimenti, dando colpi a tutti gli altri, dichiarandosi innocenti. Ho imparato che il silenzio fa più male di un pestaggio, che un rapporto che sia tale non lo vivi per messaggio, che alla fine solo questa è una cosa naturale. Dammi il 5 o dammi addosso, tanto a me va bene uguale. Amore, perdono, da
tu mi spari, ma rimango ancora in piedi, come quella frase che oggi mi consola. Se non ti salvano, tu salvati. E ho imparato che la vita è pesante ma leggera, l'ho imparato sui tuoi occhi e sui libri di Condera, e ho capito solo dopo 1000 insulti contro Dio che la mia più insopportabile nemica sono io. E ho imparato che il silenzio fa più male di un pestaggio, che parlare è più sensato, ma ci vuole più coraggio, che diventeremo adulti quando avremo la decenza di toccarci finalmente senza opporre resistenza. È una frase ancora oggi mi innamora. E se non ti salvano, tu salvati. Tu salvati da sola. Grazie. Questa era Kundera o Kundera o come volete voi. A me piace più Kundera. Questa, grazie. Adesso siamo arrivati alla seconda parte di questa dicotomia. Questa consapevolezza, coscienza esce da noi, si mette in relazione col mondo. Però da questa relazione col mondo può uscirne fortificata o devastata. E così quando l'ennesimo rapporto umano della nostra vita che stavamo diligentemente costruendo si distrugge, facciamo l'errore, un errore enorme, facciamo l'errore di affidare il giudizio degli altri, il giudizio su di noi soltanto agli altri, non più a noi stessi, non capendo quanto folle e stupida sia questa cosa, perché magari semplicemente le persone che abbiamo scelto nella nostra vita erano sbagliate, incapaci di guardarci profondamente e incapaci di darci quello che veramente meritiamo. E a me, che sono una inguaribile sognatrice, spero che quello che merito arrivi un giorno o l'altro, magari guidando una 600 tutta rotta. Quanto sei cretina questa sera, dentro quella tua vestaglia blu, a piangere una storia passeggera che è partita e non ritorna più, e ti senti brutta da morire, non ti sai rispondere al perché. Tu vuoi dare tutto nell'amore, ma nessuno vuole dare a te. Non lo sai quant'è che sei perfetta, quanto sei eccitante, amore mio. Mettiti da parte un po' di gioia, perché fra non molto arrivo io. Arriverò su una 600 tutta rotta, con una rosa appiccicata sulla porta, e ce ne andremo canticchiando Stand by me. Tu ti meriti un amore così. Ciò che è state, buonanotte, niente dura per l'eternità. Lascia stare chi ti giura amore, ma ti vende per un po' di libertà. Non lo sai quant'è che sei preziosa, con che faccia ti si dice addio. Levati dagli occhi la tristezza, guarda avanti, lì ci sono io. Arriverò su una 600 tutta rotta, con una rosa appiccicata sulla porta, e ce ne andremo canticchiando Stand by me. Tu ti meriti un amore così. Ti meriti un amore straordinario, qualcosa che non sia nell'ordinario. Ti meriti un uomo che ti tocchi, non un bimbo nel paese dei balocchi. Non amare chi promette mari e monti, ma non lotta e non si scomoda per te. E si sa bene che alla fine dei conti conta solamente chi fa tutto per averti accanto a sé. Arriverò su una 600 tutta rotta, con una rosa appiccicata sulla porta, e ce ne andremo canticchiando Love Me Do, e saremo solo tu ed io, solo io e tu. Arriverò e ti darò qualsiasi cosa, perché sei tu, soltanto tu, la mia rosa. E ce ne andremo leggicchiando Exuperi,
ti meriti un amore, un amore, un amore, un amore, un amore, un amore. Così. Grazie. Questa era una di quelle pure che chiamo leggerotte, le canzoni più leggerotte. E invece l'ultima canzone. Nell'ultima canzone questa consapevolezza torna a noi, finalmente fortificata, mastodontica, straordinaria, questa certezza che la nostra bellezza è nostra e nessuno potrà mai, mai, mai portarcela via. Grazie per aver viaggiato con me in questo piccolo percorso e vi lascio con l'ultima canzone della serata che si chiama appunto La bellezza. Grazie. Questa la dedico alla mia bellezza ma anche alla vostra, mi raccomando, portatela con voi, io ci tengo tanto a questa cosa. Libera l'universo che hai lasciato a parte, come una promessa, come un jolly tra le carte. È da troppo tempo che non ti accarezzi più, che dall'altra parte dello specchio non sei tu, inferiore a chi è dall'altezza di che cosa vale forse meno un tulipano di una rosa. Sei caduto a terra e non ti sei rialzato mai, pensi di sapere, a quanto pare non lo sai, non lo sai, che la bellezza la si misura coi parametri del cuore, non ci si guarda solo per sentito dire, e in ogni uomo c'è un tesoro da scoprire. Mondo che non approvi l'uso dei difetti, dove non si esiste che per essere perfetti, trova un angolino, uno spazietto anche per noi, che non siamo e non saremo mai come ci vuoi, ma la bellezza la si misura coi parametri del cuore, non ci si guarda solo per sentito dire, e in ogni uomo c'è un tesoro di bellezza che hai calpestato fino a farla sprofondare, questo gioiello che nessuno sa portare. Adesso basta, devi farlo ritornare. E la bellezza la si misura coi parametri del cuore, non ci si ama solo per sentito fare. Oh mia bellezza, mi potrai mai perdonare se con freddezza ti ho lasciata scomparire, se per paura a volte non ti ho fatta uscire? Mi devi credere, sei bella da morire. La la Grazie. Scusate, io l'ho dimenticato. Giulia, sono qui. Non ci uccidete. Non lo so cosa è successo. Posso?
Naturalmente, avendoti ascoltata altre volte, non posso non riconoscere che c'è un affinamento e un approfondimento nel tuo stile, ma sarebbe errato dire che questo non fosse già contenuto nelle tue prime performance. Quello che è cresciuto, secondo me, è la tua consapevolezza dei tuoi talenti artistici e non solo la cura con la quale ti accompagni al pianoforte, quasi che il pianoforte fosse un appendice di te, non lo guardi mai, evidentemente lo hai interiorizzato, ma anche il modo di adattare di canzone in canzone la tua voce, che è estremamente duttile. Quello però che ti vorrei chiedere e che mi interessa molto riguarda la canzone La bellezza e il suo testo. Tu dialoghi con la tua bellezza, dunque la tua bellezza non è soltanto parte di te, ma è qualcosa che puoi mettere davanti a te, con cui puoi parlare, e forse questo giustifica che sia la bellezza di tutti. Tuttavia il nostro mondo imbruttisce, sembra contenere quasi un disprezzo o quasi uno sprezzo, una sprezzatura nei confronti della bellezza, che si manifesta spesso in forme di violenza e che si manifesta anche in un disprezzo per la musica. Ecco, la musica d'autore, la musica dei cantautori è sempre stata un modello di critica sociale ed anche una proposta, talvolta tacita, altre volte presente ed esplicita, di bellezza. La tua mi pare che sia in questo senso una proposta abbastanza esplicita, che nasce da diverse componenti, come tu dici anche nella tua biografia breve, da De André a Cohen, eccetera. E questo amore per la bellezza, secondo te basta tradurlo nella canzone melodica o si richiede anche che la musica faccia delle scelte politiche? Ma questa è una bella domanda in realtà, perché di scelte politiche forse l'ho fatta anche io una scelta, se vogliamo chiamarla politica, la chiamiamo politica, nel senso che questa è una canzone che si discosta magari un po' da tante cose, ecco, che stanno accadendo musicalmente in questo momento. Questo non è una critica assolutamente, io ne sono consapevole di questo, però è voluta, ecco, un allontanamento voluto, perché la bellezza è una cosa che sta sopra le parti e quindi quando tu scrivi di una cosa enorme come la bellezza non devi tener conto di niente, né di mode, né di suoni alla moda del momento, né di qualcosa che possa essere, che debba seguire qualcosa se non l'intento di rendere omaggio a una cosa enorme come la bellezza. E io in questa canzone ho creduto che l'unico modo per farlo fosse scegliere un percorso di questo tipo, cosa che ho fatto poi, adesso voi l'avete sentita a piena voce la canzone, ma nel mio disco che uscirà quest'anno la canzone è col pianoforte e l'orchestra, l'orchestra dell'Ucraina, un'orchestra d'archi, insomma, quindi c'è in questa canzone una scelta molto, se vogliamo, politica, di allontanamento da alcune cose, però io credo che sia questo il vestito che le stia bene e quindi ho deciso di metterle questo vestito addosso, poi vedremo, sarà la gente a dirlo. Grazie a te. Giulia, una cosa sempre molto importante, e lo constatiamo qui a Musicultura, è l'attività dal vivo, no? Sì. Però siccome tu sei passata dal suonare abbastanza e ad avere, come raccontavi prima, un'attività che è un po' modulabile a seconda delle occasioni che ci sono, da sola, insieme ad altri, con un gruppo, eccetera. Però la ribalterei, cioè un tempo molto lontano ormai era importante il disco per poi arrivare al live. In realtà è tutto ribaltato attualmente e in fondo anche giustamente. Quindi è molto più importante suonare dal vivo, rodare i pezzi dal vivo, poi inciderli successivamente. Ora, siccome tu sei passata attraverso la realizzazione di un brano, poi di un EP e adesso sei al primo album, da un punto di vista proprio di attività dal vivo, cosa ti aiuta a fare il disco nel tuo percorso proprio artistico? Cosa conta in quella fase lì? Nella fase live, intendi? No, nella fase disco. Cosa ti aiuta a fare un disco nel mettere a fuoco i pezzi, magari già rodati, eccetera, eccetera?
Quindi se ho capito bene la domanda è cosa mi aiuta a portare questi pezzi che io ho registrato in un disco poi in giro? No. No, Non ho capito. la fase discografica. Ah, la fase discografica. La fase ok. discografica, Hai cominciato dal live. che cosa ti dà? Ah, ok. Beh, a me la fase discografica, se vogliamo così chiamarla, perché in realtà ho fatto 2 dischi, il primo piano piano, piano e voce, che è un po' il mio mondo, quindi giocavo un po' in casa. Questo secondo disco, cioè il primo album in realtà, è stato un disco arrangiato, suonato con musicisti, insomma un lavoro molto lungo, insomma, con cui mi sono confrontata e nel quale mi sono confrontata con questo nuovo mondo, cioè non ci sono solo io e il mio pianoforte, ma ci sono dei musicisti a cui fare sentire i miei brani, con cui scrivere degli arrangiamenti, eccetera, eccetera. Quello che mi ha dato e quello che mi ha aiutato è sicuramente, sarà magari una cosa un po' quasi scontata da dire, però è la verità. Quindi quando una cosa è la verità la si dice lo stesso, anche se magari può sembrare scontata, è stata la mia grande curiosità, la mia voglia di crescere, perché io in questo disco sono cresciuta tanto, sono entrata a contatto con un mondo che ancora non conoscevo del tutto, perché io ho fatto attività live in acustico per molto tempo e solo da 2 anni più o meno, sì, ho cominciato a girare con un gruppo e adesso invece lo faccio molto più spesso e lo farò per questo disco. Quindi la grande curiosità, la voglia di imparare, la voglia di mettermi in gioco sempre, con nuovi suoni, anche questa cosa dell'orchestra è stata fantastica, poi insomma questo disco è molto vario, sicuramente mi ha fatto crescere, mi ha dato nuovi spunti per la mia musica, anche su come scrivere una canzone, su da cosa partire, ma tutto ciò che mi ha aiutato e che mi ha portato avanti tutto, ma non solo il disco, ma tutto quello che sto facendo è la grande curiosità, oltre ovviamente alla voglia di far ascoltare quello che scrivo agli altri, perché in realtà io scrivo soltanto per questo, perché a qualcosa arrivi, cioè perché una mia canzone possa dare qualcosa a qualcuno, ed è veramente l'unico motivo per cui scrivo. Non ho mai creduto, poi ovviamente queste sono scelte di percorso, non ho mai creduto un po' ai cantautori che se la fanno da sé, ecco, tra virgolette, nel senso, io credo che così come è stato per me, le canzoni mi hanno insegnato a vivere, e se io potessi fare anche nel mio piccolo un granello di questo, cioè dare qualcosa a qualcuno, quella è la vittoria più grande per me. Parliamo velocemente del tuo aspetto compositivo, proprio 2 minuti. Per quel che ti conosco, questa autoanalisi che ti accompagna durante quasi tutto il tuo percorso compositivo, ben fatta, intelligente, sensibile, suggestiva, lascia secondo me però intravedere una disattenzione o un'attenzione un po' frettolosa per il mondo esterno, per la strada, per il vicolo, per il fruttivendolo, per il racconto, per il fatto. Perché tu racconti quasi esclusivamente le tue emozioni e te stessa? Ma io lo faccio perché è la cosa che mi viene più spontanea a fare, almeno per il momento, poi è chiaro che scriverò tante altre cose. Ma semplicemente il motivo per cui ho cominciato a scrivere è questo, cioè tradurre quello che mi capita, quello che capita a me in musica, e sperare o cercare, perché è molto difficile farlo, fare in modo che la mia vita raccontata in questo modo possa rispecchiare la vita di qualcun altro. È chiaro che non ho la pretesa che possa rispecchiare quella di tutti, perché sarebbe difficilissimo. Però in realtà io scrivo in questo modo solo ed esclusivamente perché è quello che mi viene di fare, cioè, sono molto autobiografica, se vogliamo biografica, perché quando io mi metto a scrivere, ciò che mi spinge è quello che il motivo per cui prendo la penna è questo, quindi insomma è più che altro una questione proprio mia, ecco, non volendo snaturare, non volendo un attimo fare qualcosa di diverso da quello che io sento di fare, faccio questo. Però ovviamente è chiaro che io spero di spero e ce la metterò tutta per evolvere la mia scrittura e fare in modo che si evolva e che possa veramente avere un raggio molto più ampio di quello che è al momento. Insomma, ci sto lavorando. Ti ringraziamo e ti Grazie. salutiamo.
Volevo ringraziare anche, prima di presentare l'artista successivo, i ragazzi e le ragazze dell'università che lavorano in questi giorni alla redazione giornalistica di Shusha, e con loro anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti che hanno insieme alla professoressa Francesca Ceccarini allestito le luci sul palco e che le gestiscono serata dopo serata. Quindi grazie e vi chiedo un applauso anche per loro. Quarta proposta di stasera, Roberta Scacciaferro. Buonasera, io sono Roberta Scacciaferro e ci tengo anche a presentare i musicisti che suonano con me. Al basso a Curzio Venezia, alla batteria Giacinto Gianfala e alla chitarra Roberto Cataldi. Alcuni brani che presenterò stasera, in precisione 2 di questi brani, sono in dialetto siciliano. Noi veniamo da Palermo. Il primo brano che presenterò è dedicato al sacrificio umano, al sacrificio che ogni uomo è disposto a fare per il benessere umano, per il bene di ogni altro uomo. Questo brano è stato ispirato anche alle 3 madri di De André. Per questo racconta della sofferenza per antonomasia di Maria, della Madonna, che piange la morte del figlio per sacrificio di Gesù. Questa è Figlio. È rubato da sto petto di magi, cuore scippato. Figlio, da una croce inchiovato, per tagliare il tuo sangue beato. E io moro appresso a te. Moro e matti sì. Lo so che domani aggiorni te, ma stanotte che non ci figli quanto amore sprecato, ecco dice ci creo, ci levaste il peccato. Figlio, ora si fece scuro, tutti se ne vanno e ti lasciano solo. E io moro appresso a te. Moro e matti sì. Lo saggio che domani aggiorni te, ma stanotte che non ci figli senza peccato, allo bene consacrato, lo tuo petto senza agiato, figlio ammazzato.
Grazie. Il prossimo brano è ispirato a una leggenda siciliana, la leggenda di una giovane nobile di nome Maria, detta Maria la Bella. La leggenda di un amore impossibile, quindi l'amore tra questa donna, questa nobile, e un pescatore. Il brano racconta il momento in cui l'attesa di questa donna che attende appunto il suo amato, ma allo stesso tempo si rende conto che purtroppo il suo amato non potrà mai arrivare perché viene ucciso. Questa è Promessa. Di seguito andremo con Voci, l'ultimo brano, che mi piace definirlo un po' la coda di Promessa, perché racconta la consapevolezza e la sofferenza dell'amore perduto. Quindi Promessa e di seguito Voci. Grazie. Mezzanotte giunta ormai, ma tu non ci sei. Cielo e mare urlano che non verrai. Sotto queste stelle che brillano per noi e sospesa una promessa, questo è quel che sei per me, come il mare che mi travolge. Come il sale bruci ancora fuori e dentro di me. Quando è buio parlami con la voce che in fondo al mare seguirò, se non verrai dentro l'acqua limpida, tomba del mio cuore. E rimasta una promessa, questo è quel che sei per me, come il mare che mi travolge. Sei come il sale bruci ancora fuori e dentro di me. Questa sete che non si spegne mai, come fosse sempre estate, tu il mio sole sei per me, come il mare che mi travolge. Sei come il sale bruci ancora fuori e dentro di me. Grazie.
abbraccia l'umari e luciato mi fa mancare. Questa notte non ha riparo dell'oscuro che c'è. La tua bocca ti cerca ancora da sto letto ma non ti trova. Chiancio spini come pugnali ora che tu non ci sei. Abbracciato a sto cuscino come fosse fatto di vita. Sto pensiero ancora pittea. Una vita volesse passare in tale tuo braccia, amore lontano che non c'è una forza più grande dello mio amore. E non c'è frescura per sto fuoco che brucia ancora. Mi consuma e torci le mani ora che tu non ci sei. Abbracciato a sto lenzuolo come fosse fatto di vita. Sto pensiero ancora pittea. Una vita volesse passare in tale tuo braccia, amore lontano che non senti calore pensiero fino a cielo va. Ti cerca, ti trova, ti basa e che non lo sapi che l'amore è nascita qua. Scorciali per le mani ma non t'abbandonava. Ma sento la tua voce lontana, la sento più forte, la sento mi chiama amore. Grazie. Stacca pure. Buonasera Roberta. Buonasera. Brava, gran bella voce. Grazie. Ho avuto un flash letteralmente, sentendo Fig You, fondamentalmente parto da lì, come se Andrew Lloyd Webber avesse scritto in siciliano Jesus Christ Superstar. In realtà è un po' sentire una canzone cantata da Maria in una lingua, il siciliano, un dialetto, che nella canzone non è stata mai tanto declinata modernamente, un po' battiato, un po' caballà, adesso quello che tu stai facendo, e riesci a declinarlo in maniera moderna. C'è una parte di tragedia dietro tutti i tuoi testi, perché? Allora, intanto ci tengo a dire che comunque questa è la prima volta che io mi approccio a questo mondo, al mondo dell'autorato. Infatti io questo anno Musicultura mi presento come coautrice. L'autore dei brani è Mariano Tarsilla e ci tengo anche a fare il suo nome. C'è della tragedia. Allora, intanto io credo che parlare di tragedia, parlare d'amore non è semplice senza banalizzarlo, ok?
Quindi credo che comunque questo è un modo per parlare d'amore, quindi d'amore, di sacrificio e di non banalizzarlo nel suo contesto, ecco. Quindi credo che questi testi siano interessanti proprio per questo motivo, perché comunque ci sono delle storie dietro, ci sono dei racconti, ci sono delle leggende, comunque c'è conoscenza, c'è anche cultura. Tu scrivi i testi fondamentalmente di questi brani o collabori anche alla musica? No, ho collaborato io principalmente nella melodia e parti del testo. Per la musica ci pensano i musicisti, ci pensa anche lo stesso Mario, insomma. La musica è di Mario comunque, loro la suonano e io ho collaborato per parte del testo e parte della melodia. Grazie. Grazie a voi. Roberta, mi collego un po' alla domanda di Stefano e ti chiedo questa cosa. Io ho percepito tra i vari pezzi che sono accomunati appunto da questo senso di tragedia, come dicevate prima, ho percepito nel secondo pezzo, in Promessa, come se ci fosse un coinvolgimento diverso da parte tua nell'interpretazione, come se diciamo prevalesse un atteggiamento stilistico, un'attenzione stilistica rispetto a quella emotiva. Magari è solamente una mia percezione, però ti vorrei chiedere innanzitutto se anche per te è così e se questa cosa è collegata al fatto che questo pezzo, appunto, rispetto agli altri due è in italiano, quindi se dipende dalla scelta linguistica. Allora, potrebbe anche darsi, io non so se ho fatto molto caso a questa cosa, potrebbe anche darsi che c'entri il fatto che non sia in lingua siciliana e che sia in italiano e magari diciamo, il mio timbro sembra totalmente diverso rispetto a quelli in siciliano. Dal punto di vista emotivo, io credo invece, allora, forse magari il brano tecnicamente è molto difficile, quindi comunque metto anche un pizzico magari di tecnica in più, però per quanto riguarda l'interpretazione e il modo in cui lo sento emotivamente non c'è differenza. Ovviamente non voleva essere una critica, era solo no. per capire le due dimensioni, quanto fossero appunto in rapporto tra loro. E poi ne approfitto anche per fare i complimenti ai musicisti perché in 3 hanno saputo riempire la scena in una maniera veramente notevole. Complimenti. Grazie. Grazie. Sì, c'è un'ultima domanda, prego. Sì. Sì. Sì, non dobbiamo tirare il filo. Ciao. Salve. Volevo chiedere a proposito dei testi, le traduzioni che avete dato qui a noi sono vostre? Sì, sì. Ecco, c'è una cosa che non mi persuade ed è molto importante secondo me nell'economia del testo. Nel ritornello dite a un certo punto «L'usacciu che domani a giorni Dio, sì. ma stanotte chianciu u figlio mio». Sì. Ora, l'ultima volta tu hai detto così «stanotte chianciu figlio mio» hai cambiato verbo? Io ho sentito un altro verbo. L'ultima volta dice «dormi», perché l'ultima volta, nell'ultimo ritornello, diciamo l'ultima parte del brano, non dice più chianci, ma dice dormi, perché è il momento della rassegnazione della Madonna, è il momento in cui dice vabbè, risorgerai, adesso dormi, figlio mio. Quindi prima comunque la Madonna è straziata, dice lo stanno uccidendo, chianci, figlio mio. Poi però man mano si va, è il momento della rassegnazione, ecco. Quindi all'ultimo dico dormi invece di chianci. Sì, e interessante il verbo che avete usato nelle altre 2 volte, perché tradotto significa io so che domani tu ti risveglierai Dio, aggiorni Dio, aggiornare. Però la traduzione dice lo so che da domani sarai chiamato Dio, che è quasi insomma un certificato insomma, rispetto a... Come mai? Perché diciamo che la traduzione di aggiorni letteralmente non esiste diciamo in italiano, perché aggiorni è appunto qualcuno che si sveglia la mattina.
Sì. Quindi è per questo che Aggiorni è stato tradotto in questo modo. Bene, bene. Comunque il testo è molto bello e sicuramente avrete riscontro anche da parte di altri. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Anonima Noir. Buonasera, noi siamo l'Anonima Noir e vediamo dalla provincia umbra, dalla piccola provincia umbra, da un paese che si chiama San Giustino, un paese piccolissimo, e siamo molto contenti di essere su questo bellissimo palco con questa bellissima scenografia. Non siamo abituati a cose tanto belle, però siamo contenti e vi facciamo sentire le nostre canzoni adesso. La prima si intitola L'armadio. Oggi mi vesto così, scarpe nere di sempre sporcate dal fango. Oggi mi vesto così, una maglia sgualcita e sfocata da un film di Fandango. Oggi mi vesto così, perché ho mandato a fanculo il sapore dei baci al caffè. Oggi mi vesto così, con l'illusione di essere di nuovo me. Ma nella testa una festa, un autoradio. Sono nascosto a ballare dentro l'armadio. Oggi ti vesti così, una donna arruffata da idee un po' distanti. Oggi ti vesti così, la tua camicia di seta cucita con occhi cangianti. Oggi ti vesti così, perché hai mandato a fanculo i consigli che amavi di più. Oggi ti vesti così, con l'impressione di essere di nuovo tu. Ma nella testa una festa, un autoradio. Lisa t'ho vista svanire dentro l'armadio. Dica dottore, è poi così grave stare al timone di una nave con un cappello di neve. Non si scioglie mai, non si scioglie mai, non si scioglie mai, non si scioglie mai il mio cappello di neve. Ma nella testa una festa, un autoradio. Sai, t'ho lasciata morire dentro l'armadio. Venga dottore, la faccio provare a stare al timone di una nave col mio cappello di neve.
Grazie. Andiamo avanti con il prossimo pezzo, è un pezzo estremamente romantico, dolce. Amore, amore mio, nella mia testa. Amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Aspetto intanto mi scavo la fossa. Sogno caduto dalla tasca destra, dal mio giubbotto di seconda scelta. L'ho preso un giorno che stava in offerta. Sento parlarmi tutta questa stanza, dire che vivi solo d'apparenza, che sei l'interferenza sulla mia frequenza. Amore, amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Amore mio, fai schifo, che mi fai stare sempre a denti stretti, mi fai fumare troppe sigarette. Ancora parla tutta questa stanza, dice che vivi solo d'apparenza, ma sei l'interferenza sulla mia frequenza. Amore, amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Amore, amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Aspetto intanto mi scavo la fossa. Amore, amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Amore, amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Amore, amore mio, fai schifo. Amore mio, nella mia testa e basta, testa e basta. Aspetto un treno che però non passa. Amore mio, nella mia testa e basta. Grazie. Bevo un goccino d'acqua. Nel frattempo presento il gruppo. Alla mia sinistra alla chitarra Mirko Brozzi, alla destra Lorenzo Piantedosi, alla batteria Jacopo Rossi, ai sintetizzatori, batteria elettronica e timpano Andrea Brizzi e io sono Niccolò Neri. Noi siamo Anonima Noir, questo è il nostro progetto. E andiamo avanti con una canzone che si intitola I supereroi. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Mi sono innamorato di te
perché non avevo altro da fare, nemmeno la lavatrice, e posso svegliarmi quando mi pare. Mi sono innamorato di te perché eri un libro pieno di emozioni. Mi sono innamorato di te perché volevo spogliarti e scrivere canzoni, volevo spogliarti e rimetterti i calzoni, e alle 3 di notte prendere il caffè. E adesso che ci penso io t'ho perso come un mazzo di chiavi, e io t'ho perso come il sole a Berlino, e tra le stelle, le trincee, le astronavi, ho una lacrima alle 6 del mattino, e allora cammino anche se sono stanco, fumo anche se ho mal di testa, bevo anche se è già finita la festa. E allora sono andato lontano, lontano coi miei cassetti pieni di preservativi, i piatti sporchi di budino, ed ho comprato uno zainetto nero, sì, ed un cappello. Spero che mi prendano sul serio, anche se con te, anche se chiamarti è stato il primo pensiero, perché t'ho perso come un mazzo di chiavi, e io t'ho perso come il sole a Berlino, e tra le stelle, le trincee, le astronavi, ho una lacrima alle 6 del mattino. Ma io t'ho perso che eri l'unico mazzo di chiavi, e no, non eri un treno, dopo non ce n'è un altro. E allora cammino anche se sono stanco, fumo anche se ho mal di testa, bevo anche se è già finita la festa. Bastava soltanto volare come fanno i supereroi, e bastava soltanto volare come fanno i supereroi. A leggere Freud. Grazie. Perfetto. Buonasera. Interrogato. Eccoci, eccoci. Quanto suonate dal vivo? Abbiamo 2 membri che abbiamo preso da poco. Prima eravamo 3 e ci divertiva meno suonare. Adesso abbiamo il batterista nuovo e il chitarrista nuovo, quindi abbiamo iniziato a suonare dal vivo e ci divertiamo tanto. Si vede, nel senso che partire
Qui è difficile nel senso del 3 pezzi, uno non si scalda proprio, quando ha finito praticamente è come se stesse per cominciare. Voi avete iniziato già iniziati in qualche modo. Grazie. La forza dell'abitudine, dai. È buona, è buona. Grazie. Ti volevo fare una domanda più che una domanda sono considerazioni. Sul brano Supereroi. Sì. Allora, innanzitutto mi ha bene impressionato la capacità di utilizzare la citazione inizialmente nel testo senza poi rimanerne imbrigliato, quindi complimenti per questa cosa. Grazie. E poi sempre per quanto riguarda il testo c'è una centralità, secondo me, espressa dal "ti ho perso come un mazzo di chiavi", che può essere intesa in diversi sensi, cioè come un atto di, diciamo, distrazione, ma invece mi sembra più esattamente nel contesto della canzone si riferisca all'impossibilità conseguente di tornare a casa. Sì, di poter aprire una porta e un cancello. Appunto, ecco, volevo un approfondimento su questa cosa qua. Esatto. Diciamo che quando l'ho scritto era un po' in tutte e due le strade, nel senso che quando perdi un mazzo di chiave non lo perdi mai apposta, lo perdi quasi senza, cioè non quasi, lo perdi senza accorgertene. E per tanti amori, soprattutto quelli giovanili, ci si perde un po' così, quasi, secondo me, senza accorgersi, quindi con un mazzo di chiavi. E il guaio è che poi, quando bisogna tornare a casa, le chiavi non ci sono. È molto efficace questa rappresentazione, grazie. Ciao, io sono qua in centro. Ok, ok. Tu hai accennato anche al pubblico, noi abbiamo, ma no, tutti hanno le note biografiche in effetti, quindi già sapevamo che venite da un piccolo paesino, hai tenuto però a precisarlo, assolutamente, della provincia umbra. Allora, siccome capita spesso in un contesto come questo di scoprire la forza della provincia, dal punto di vista delle idee, degli spunti, e capita spesso anche di domandare, perché ognuno poi ha risposte diverse, dal tuo punto di vista, se in quello che fai, il vivere dove vivi, ti accorgi che è una marcia in più rispetto a chi vive in una grande metropoli, e quali sono i pregi e quali sono i limiti dal tuo punto di vista, se ce ne sono? Secondo me ogni luogo dove uno vive porta dei tipi di scrittura, dei tipi di genere differenti. Dove non c'è il disagio trovo ridicolo, per esempio, che ci siano rapper, perché non ha senso secondo me. Dalla provincia naturalmente c'è l'amore, come da tutte le parti. La cosa bella è quella, ci sono dei temi che sono da tutte le parti, però c'è anche la noia, un po', la noia cosmica della provincia, non c'è la vita dei giovani, noi magari il sabato ci ritroviamo noi in una stanza a scrivere le canzoni, non è che magari come in una città esci e ti diverti. La provincia è un po' questo, però appunto stimola molto la creatività e lo stare insieme e conoscere meglio le persone rispetto alla città. Io ho vissuto anche a Londra nella mia vita, ma se in provincia sei un gigante, a Londra sei una formica, quindi fa sempre più piacere essere pochi giganti insieme che tante formiche. Una considerazione giusta. Ci sono altre domande? L'interrogazione... Ah, sì? No, non è finita, ce n'è un'altra, prego. Ciao. Ok, preso. Niente, io volevo soffermarmi un po' sull'ultima strofa dell'ultima canzone, sì, in cui dici bastava soltanto volare come fanno i supereroi, bastava soltanto volare senza essere eroi. E quindi volevo capire un po' come avviene questo passaggio, una riflessione tua sul riuscire a volare come i supereroi e riuscire poi invece a volare senza essere un eroe. Esatto. Guardando i film americani il volare sembra quasi una cosa facile, semplice, e i supereroi infatti volano e lo fanno naturalmente.
Invece bisognerebbe riuscire spesso a volare anche senza esserlo. E anche l'ultima frase, bisognerebbe riuscire a sognare senza leggere Freud, senza complicarsi tanto la vita, cercare di mettersi il cuore in pace e di vivere serenamente tutti insieme. Ti ringraziamo, ciao, grazie. Allora, stasera proviamo a invertire la sequenza. Prima vi chiediamo di essere voi e di intervenire con il premio Val di Chienti, e quindi vi chiedo di cercare adesso e di connettervi alla rete wifi Musicultura, Musicultura Voto. Dovrebbe anche comparire, ma non so se però quello che dico è esatto, una slide che... Allora mi stanno segnalando che qui dietro alla mia destra ci sono molti spettatori a cui non appare la rete wifi. Anche davanti. Allora andiamo a verificare giustamente se abbiamo pagato la bolletta. Adesso è arrivata? Ok. Vi comparirà una schermata con i 5 artisti che si sono esibiti stasera sul palco. Guarda. C'è qualcosa che non va? Chiedo scusa se la maggioranza perlomeno di voi è pronta, darei il countdown. Allora io chiedo un sostegno tecnico perché mi dicono... Prego Stefano. Un piccolo consiglio: se siete su rete wifi, chiudete wifi, riaprite wifi e vi verifica di nuovo le reti disponibili.
Poi quando vi compare Musicultura vuoto ci andate sopra, compare continua, cliccate su continua e si apre la pagina. Dovrebbe, provate però, perché se rimanete lì non è che tutto d'un botto la rete vi bussa. Come va? Allora io propongo i vecchi metodi, se siete d'accordo. L'alzata di mano. Che ne dite? Ok, allora prego di fare luce sulla platea. E io credo che la cosa migliore sia uno ad uno. Dire i nomi degli artisti che si sono esibiti stasera. Vogliamo fare alzata di mano o intensità d'applauso? Mano? Ok. Allora stasera cominciamo dal primo artista che si è esibito, Michele Meloncelli. La seconda proposta di stasera è stata la Chance su Marte. La terza proposta di stasera, Giulia May. Contiamo qua. Dividiamoci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 qua, qui, 13 qui, 10, 22, 30, 35. Sopra, giusto, scusate, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Quarta proposta, Roberta Scacciaferro, scusate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 43. Mettiti giù. La quarta proposta di stasera, Anonima Noir. Conti qua, Stefano? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gli studenti non votano. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, più 12, contato anche sopra. 39, 41. Cazzo, è pericolosissimo. Allora, rifai sti tre. Scacciaferro. 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 Ha vinto Scacciaferro. Rifai questi tre. Quindi? No, rifate questi tre. Così. Ma non puoi dare un po'. Io credo che data la vicinanza di voti occorre rivotare per i tre artisti che abbiamo appena nominato, perché abbiamo 2,43, 2,41 e porgeremo più attenzione al conto. Vi chiedo allora per favore di votare di nuovo per Giulia May, suddivisiamoci i settori. Io faccio dietro. No, se adesso funziona, contiamo ormai. Perché tanti diranno di no, alcuni funzionano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nella parte davanti.
Dopo voglio vedere se beve. Quelle di prima l'ho fatte. 40. Poi votiamo per Roberta Scacciaferro. Io voto davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 49. E infine per Anonima Noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quindi siamo a 44. Vince il premio del pubblico, e stasera è veramente il premio del pubblico, Roberta Scacciaferro. Vogliamo cambiarla ormai, Valentina? Ed ho il piacere di invitare sul palco per consegnare il premio Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Val di Chienti. Buonasera. Questo è il pubblico. Sì. Come si chiama? Roberto. Roberta, ti chiediamo una cortesia Roberta, scusaci, magari qualcuno se ti aiuta e ti libera le mani del prezioso premio che, ricordo, contiene prodotti tipici del nostro territorio promossi da Maimarca e appunto dal centro commerciale Val di Chienti. Okay. Un pubblico così affettuoso merita che questo tuo sorteggio, diciamo, di un buono sconto da utilizzare presso il centro Val di Chienti e stasera offerto da Belmonte Camiceria. Allora, numero 289. Numero 289? Sta sopra forse? Ripeschiamo? Ripesco? Non credo che esista il numero 289. Però c'è qua. Vai. Ok. Numero 165. Stavolta c'è. Vuota. Niente? Avanti ad libitum. 228. Niente? Niente? Prendiamo qualche numero magari. Vabbè, che ieri era il capodanno cinese, può darsi che abbiano fatto bisboccia, no? Non so cosa è successo. Che è successo con questi numeri? La rete no. 116. Non sono tutti i numeri alti. No. È vuoto pure. Questa è la punizione. Basta. Però prendo sempre i numeri alti. 125? Andiamo per adiacenza e adesso se Vado? Chi sta accanto al 125?
68. Grazie signora, ci ha salvato da un incubo. Grazie. L'abbiamo trovato. E adesso vediamo se noi del tavolo d'ascolto di Musicultura concordiamo o meno con voi. Invito per favore sul palco il presidente della Società Filarmonica, Enrico Ruffini. Ci fa piacere che sia con noi stasera, come del resto tante di queste sere. Buonasera Enrico. Votate per me, visto che è così facile, insomma. Ma io vorrei innanzitutto ringraziare, penso a nome di tutti i presenti, Musicultura, perché oggi, ma come sempre, ci ha regalato un pomeriggio di giovani ma grandi artisti, una qualità altissima, quindi penso che non sia stato facile per la giuria scegliere. E fra l'altro mi fa veramente piacere che la giuria abbia scelto in sintonia col pubblico un artista che ci ha donato i sapori della Sicilia. Quindi con grande piacere il premio della giuria va a Roberta Scacciaferro. Che novità, può dire complimenti. Veramente brava. Gran bella voce, brava. Grazie. Ci hai fatto sentire i fichi d'India e i limoni nelle tue canzoni, quel profumo bellissimo della tua Amore, sera. aranci amari, dice una mia cara amica. Grazie. La foto di Rita è scattata. Grazie a tutti, ci vediamo se volete il prossimo weekend, venerdì alle ore 21. Se rido, se piango, ci sarà un motivo. Se penso, se canto, mi sento più vivo. Se vinco, se perdo, rientro nel gioco. Ma in fondo mi basta che mi pensi un poco. Se guardo, se sento, è perché ci credo. Se parlo e ascolto, è perché ci vedo. Adesso se pensi che sono appagato, hai fatto un errore, non ho ancora finito. Se grido più forte per farmi sentire, e poi mi conosci, non amo mentire. Se cerco ancora la strada più breve, lavoro di notte, ne ho date